Allora, ci sono certi momenti, ecco, della vita in cui io non farei cambio con nessuno, neanche il più ricco, il più fortunato, il più famoso di questo mondo. Stasera per me è uno di questi momenti, perché vedo i vostri ragazzi che conosciamo di giorno in giorno, di mattina in mattina, in tante forme, in tanti modi, qualche volta anche problematico, qualche volta anche difficile da gestire. Stasera li vediamo tutti trasformati, li vediamo bravi, bravissime, abbiamo dei talenti confermati, abbiamo dei talenti nuovi, abbiamo dei felici ritorni degli universitari che hanno nostalgia del Barbarigo e tornano a cantare per questa occasione, abbiamo qualche altra amica che si presenta stasera e fa un'ottima figura, abbiamo questi giovanissimi e di prima media che hanno sostenuto il coro, l'orchestrina, ecco, delle medie, abbiamo i presentatori e presentatrici che tra jeans a rischio e calze chissà come saranno venute stasera, però davvero uno spettacolo meraviglioso. Io sono molto contento stasera e vorrei dirvi questo: noi dobbiamo continuare con pazienza, ma con grande dedizione e convinzione a costruire questi ragazzi e queste ragazze. Non a caso quest'anno io ho scelto come motto il tema del cantiere. Non tanto e non solo per i cantieri esterni, per i lavori fatti, ma soprattutto per dire ci teniamo e ci impegniamo tutti a costruirli come persone, come studenti, studentesse, come cantanti, ma chissà, questo può essere anche importante relativamente, come persone felici di stare in questo mondo e di mettere i propri talenti a disposizione degli altri. Per questo stasera io vorrei dire un grazie cordiale, ma proprio etimologicamente dal cuore, dal profondo del cuore, a chi ha curato e preparato questa serata, il maestro Davide Scarcino. Tutte le canzoni, vuol dire che le ha preparate tutte, una a una, con pazienza, con dedizione, e poi ha curato tutto il resto. E con gli altri colleghi, da chi insegna inglese, per cui sapete che anche cantano in inglese, hanno fatto più canzoni in inglese e spagnolo stasera che in italiano. No, bene, anche questo è un segnale che si insegna musica, ma si insegna anche inglese, spagnolo, ma anche il gusto dell'arte, la bellezza e tutto il resto. No? Un grazie particolare alla vicepresidente Federica Di Govello, che ha e ha quasi promesso che qualcuna delle sue alunne il prossimo anno canterà in greco. Vediamo, 1, 2, 3, 4, vediamo sempre. Un grazie alla professoressa Battan che ha steso i testi, ha preparato tutto, alla professoressa Silvia Però, alla dottoressa inglese, vado avanti, ma anche agli altri colleghi che vedo dispersi, il professor Filipic, la Lorena Beghin, e non so se ho perso qualcuno. Adesso arrivo, non preoccupate. Arrivo per ultimo, ma perché voglio l'applauso più grande per Don Floriano. Se c'è la musica al Barbarigo, se c'è questo palco, se il giardino fuori è così curato e così bello, se ci sono tanti e tanti meriti in questa scuola, ecco, sappiate che Don Floriano è qui da 66 anni.
e tra le foto recenti che ho in iPhone c'è Don Floriano col flauto che insegna a suonare il flauto a una signorina di prima media, ecco, lui col flauto che insegna a suonare, e quindi per dirvi la passione e la dedizione. Ecco, io vorrei per me, ma auguro anche per voi, imparare da lui la passione e la dedizione a far crescere i ragazzi e le ragazze come persone, sapendo che la musica in questo caso, ma può essere lo sport, deve essere chiaramente lo studio, perché siamo una scuola, tutto serve per costruire la persona, e questo è l'augurio che ci facciamo, non senza farvi un piccolo spot per dirvi che questa è soltanto la prima serata musicale dei ragazzi del Barbarino, perché venerdì prossimo c'è la grande serata della scuola d'arpa, e quindi un momento di arte direi speciale e sopraffina. Il 1° giugno vediamo tregua perché siamo sotto la festa della Repubblica, ma l'8 giugno, altro venerdì, c'è il saggio finale del liceo musicale, quindi lì andiamo proprio quasi professionisti per la musica. Quindi arrivederci ai prossimi appuntamenti, buona serata a tutti e grazie ancora per la presenza, un applauso.